È una lettera firmata dal presidente del Veneto Luca Zaia, ma anche dai suoi omologhi di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia, tutti governatori di regioni inserite in zona arancione. Un accorato appello al governo affinché fornisca doverose, puntuali rassicurazioni circa, si legge, un'immediata messa in campo di ristori e loro quantificazione, onde evitare ulteriori penalizzazioni a imprenditori del territorio. Il rischio, prosegue Zaia nella lettera, è quello di vedere interi comparti definitivamente cancellati dalla geografia economica della regione. In parole povere, si chiede di sapere l'entità delle risorse, quelle vere, che porteranno un certo respiro a tutte quelle categorie ora penalizzate, e si chiede che vengano distribuite nell'immediatezza. Il riferimento va soprattutto a quelle attività produttive, commerciali, ricettive, turistiche, gastronomiche, sportive e ricreative di fatto ferme. A tal proposito è intervenuto anche il presidente dell'Anci Veneto Mario Conte, che ha ribadito la necessità che il governo stanzi velocemente le risorse per i ristori da dare alle categorie duramente colpite dalle chiusure, e anche qui si fa riferimento a bar, ristoranti, alberghi e operatori del turismo, sperando, si augura sempre Mario Conte, che le beghe interne al governo non facciano perdere tempo utile.